Shock a Udine, il cinquantenne tenta di sedare una rissa ma viene colpito con un pugno, cade e batte la testa. È in fin di vita, la polizia blocca 5 giovani del Trevigiano. Dopo una spaccata a Vittorio Veneto, i ladri abbandonano sui binari a Conegliano il furgone usato come ariete. Treno regionale si schianta contro il mezzo, tragedia sfiorata per i passeggeri miracolosamente illesi. Disperato il commerciante di biciclette colpito dalla banda che ha lasciato il furgone sui binari. Mi hanno devastato il negozio, racconta, costretto a dormire in camper per presidiarlo. La morte di padre Luigi Bassetto, 45enne infermiere dell'ospedale di Feltre, indagato per omicidio colposo. Avrebbe iniettato al sacerdote dosi di morfina 10 volte superiori a quelle prescritte dal medico. Restiamo concentrati sul processo per dare giustizia a Giulia, lo dice Gino Cecchettin dopo la ricostruzione del femminicidio nel verbale del primo interrogatorio di Filippo Turetta, reso noto da quarto grado. Domani lunedì il voto in 16 comuni veneti per il turno di ballottaggio. Nella Marca la sfida di Vittorio Veneto, maratona su Antena 3, lunedì dalle 13:30. Piazza Pio X a Treviso oggi è diventata Piazza della Solidarietà, un pranzo per gli ultimi che anche in città stanno crescendo, ma soprattutto sono sempre più giovani e trevigiani. Questa mattina i funerali di Guido Gobbo, uno degli storici titolari della Gigia, un personaggio che nella città ha saputo fare comunità in ricordo di Don Giovanni Kirchner. Giornata particolare per 130 ragazzi trevigiani impegnati in un'attività di formazione con i volontari della protezione civile dell'ANA a Povegliano. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, dunque la cronaca, un'ampia pagina di cronaca che si apre con quanto accaduto nella notte a Udine, lotta tra la vita e la morte. Un 56enne molto noto a Udine, il giapponese Shinpei Tominaga, un imprenditore rimasto coinvolto in una rissa avvenuto appunto la scorsa notte, era intervenuto per tentare di calmare gli animi di una violenta rissa, è stato colpito al volto, è caduto a terra e ha abbattuto violentemente la testa, lo dicevamo, è in fin di vita e la polizia ha arrestato 5 giovani residenti nella Marca trevigiana. È finita in tragedia la rissa scoppiata ad Udine in via delle Pelliccerie in pieno centro alle 3:30 del mattino, quando 3 persone che si accingevano a consumare un panino al ristorante etnico Buonissimo Kebab sono state coinvolte negli sviluppi di una rissa scoppiata tra 5 giovani di nazionalità italiana e straniera, tutti di età tra i 20 e i 25 anni. Shinpei Tominaga, cittadino giapponese di 56 anni, molto noto e ben voluto in città, è in fin di vita per le gravi ferite riportate dopo aver subito un pugno al volto che gli ha fatto perdere l'equilibrio, facendolo cadere a terra battendo il capo. All'arrivo dei soccorritori le sue condizioni erano apparse subito disperate, poi la corsa in ospedale, il ricovero in terapia intensiva con fratture craniche multiple. I fatti sarebbero avvenuti all'interno del locale etnico. Sul posto sono giunti gli agenti di polizia di Udine e in supporto i carabinieri. I 5 giovani, inizialmente sottoposti a fermo, sono stati poi arrestati in seguito alle indagini partite immediatamente. La magistratura ha aperto un fascicolo e ora dovrà stabilire la dinamica dei fatti e per quale tipo di reato indagare. Gli investigatori sono in possesso di video che potrebbero essere determinanti nella ricostruzione della tragica notte e nell'attribuzione delle responsabilità ai giovani coinvolti. Una Udine sotto shock, poca voglia di parlare, parla, ma non ha voluto essere ripreso e parlare a microfono un amico della vittima che racconta: volevamo soltanto fermare questa rissa e poi è accaduta la tragedia. Uno degli amici di Tominaga, che era con lui e che a sua volta è stato aggredito, racconta quello che è successo. Siamo andati a mangiare un panino in tranquillità quando un giovane con il volto insanguinato è entrato nel locale per sfuggire all'aggressione che aveva subito da altri ragazzi. Nel frattempo sono arrivati anche gli altri e noi abbiamo tentato di convincere il gruppo ad allontanarsi e finirla lì. Il nostro intervento, che intendeva riportare la calma, ha generato l'aggressione nei confronti di Tominaga, che ha ricevuto un pugno violento in faccia cadendo a terra. A quel punto sono intervenuto anche io ed ho subito a mia volta un'aggressione, conclude il racconto l'amico di Tominaga, che ci ha chiesto di rispettare il momento difficile di dolore e lo shock e di rimanere nell'anonimato. Dunque una tragedia, anche perché è un dramma. Questo 56enne molto conosciuto, imprenditore nel settore import-export, lotta davvero tra la vita e la morte. Ci sono questi 5 giovani che sono stati arrestati. E poi il racconto, l'abbiamo già visto nella nostra prima edizione in diretta questa mattina con Cristian Arboit, il racconto di una tragedia sfiorata. Dopo una spaccata a Vittorio Veneto,
I ladri abbandonano sui binari a Conegliano il furgone usato come ariete. Il treno regionale questa mattina, un treno regionale con 40 passeggeri si è schiantato contro il mezzo, una tragedia appunto sfiorata, miracolosamente illesi, ma tanta paura ovviamente per i 40 passeggeri a bordo. Sul binario unico della ferrovia che collega il Bellunese alla Marca, l'impatto è violentissimo. Sono le 6:30 del mattino quando il treno regionale Belluno-Conegliano collide contro un furgone rimasto bloccato tra le rotaie. A seguito dello scontro il mezzo finisce nella boscaglia della vicina Scarpata. Immediato l'allarme, la mobilitazione di forze dell'ordine, vigili del fuoco, volontari. Tutti illesi 40 passeggeri del treno, solo spavento, mentre in quel furgone vengono recuperate 2 biciclette, non c'è nessuno all'interno. Si capisce subito che si tratta di un mezzo rubato qualche giorno prima in un'azienda di Nervesa della Battaglia e utilizzato per trasportare le bici sottratte qualche ora prima dal negozio Crazy Sport di via Menarè a Vittorio Veneto, distante pochi chilometri da qui. Non un semplice furto, ma una spaccata con il furgone utilizzato come ariete in retromarcia per sfondare la vetrina, un botto avvertito nitidamente da alcuni residenti. Stavo dormendo, ho sentito il cane che abbaiava e un botto. Mi sono alzata e niente, non so, io pensavo all'inizio che fosse che c'era vento. Il colpo, poi la fuga rocambolesca tra i vigneti in direzione sud, un tragitto difficilmente dettato dal caso, per buona parte su strada sterrata. La fuga del furgone con la refurtiva è finita di fatto qui in via Calderara, a pochi passi dai binari, dove probabilmente i ladri non avevano tenuto conto del fatto che la strada è bloccata. Come vedete c'è una recinzione di cemento, che è stata però buttata giù dal furgone che poi si è arrestato sui binari. Di fatto i delinquenti restano bloccati e non riescono a raggiungere l'altro lato della stradina. È qui che trovano il tempo di trasferire 14 delle 16 bici rubate su un altro mezzo. Non si sa se fatto venire appositamente o già in attesa. L'area è lontana dalle prime case e di notte i treni non circolano. La mobilitazione di uomini e mezzi all'alba non è passata però inosservata. Non è tan bel perché vuol dire che sa le strade e comincia a vedere il territorio e qua non ha via di scampo per qua, ma vede, spacca barriere, non so. È andata bene, fortuna, per fortuna. Per i passeggeri è stato un miracolo per tutti. Allora, abbiamo visto nel servizio poco prima di questo atto sconsiderato davvero che ha provocato una tragedia sfiorata e tanta paura per i passeggeri, c'era stato il colpo in un negozio di bici costose, di bici importanti, di lusso a Vittorio Veneto. Il titolare del negozio, Roberto Catto, l'abbiamo raggiunto, per lui rabbia e sconforto. È costretto da stanotte a dormire in camper per presidiare la sua attività devastata. Dice: sono dei pazzi pericolosi, non so se vale la pena andare avanti. È il secondo colpo subito in un mese. Sono entrati col furgone a spinta finché hanno spinto dentro tutto, l'inferiate, vetrata, c'era di tutto per poter fermare, non si fermano davanti a niente, buttano giù mezzo muro, robe che viene giù il condominio, non hanno paura di niente sta gente qua. Arrivano, ti rovinano la vita, poi scappano, lasciano il furgone in mezzo ai binari, viene investito da cioè, non ho parole per rubare 15 bici e fare una cosa del genere. Non sono ladri, non ho definizione. Un ladro non si comporta così, questi qua hanno un disprezzo della vita, hanno un disprezzo di tutto, disprezzano le persone perché non si può ridurre così. Roberto Catto, titolare della Crazy Sport, alterna rabbia e sconforto e non potrebbe essere altrimenti di fronte alla devastazione del suo negozio alle porte di Vittorio Veneto. Sono dei pazzi e anche secondo me molto pericolosi perché per arrivare a far questo è un casino del genere, per rubare 15 biciclette io non ho parole, cioè non saprei definire delle persone così, non sono ladri questi, sono molto di più.
Cato e reduce da un'altra spaccata, poco meno di un mese fa, la vetrina era stata appena rinnovata, anche in quel caso non era stato usato nessuno scrupolo. 19 bici. L'ultima volta mi hanno fatto 60.000 euro di bici e altri 15.000 euro di danni circa. Copertura assicurativa, stiamo ancora trattando, teoricamente sono 60.000 euro, quindi 30.000 euro andati. Dopo un mese arrivano di nuovo. Fortunatamente abbiamo rinnovato un'assicurazione solo con una copertura di 20.000 euro e abbiamo 37.000 euro di bici e altri 15.000 euro di danni ulteriori, quindi non so se vale la pena lavorare, non so. Andare avanti così si alza la bandiera bianca, non si lavora più. E per presidiare il suo negozio ora Roberto è costretto a dormire pure in camper. Dormo qua finché non è finito tutto il lavoro, quindi almeno una settimana fra mettere in sicurezza e tutto, dormo in camper qui. Nessuna alternativa? No, nessuna alternativa. E ora la morte all'ospedale di Feltre di padre Luigi Bassetto, trevigiano d'origine, per tanti anni è stato parroco a Santa Maria Maggiore dopo una relazione dell'ULS1 su una somministrazione di morfina diversa da quella prevista dai protocolli. A quanto pare sembra dosi di morfina 10 volte superiori a quelle che erano state richieste dal medico. La procura di Belluno ha deciso di sospendere i funerali, come sapete, e ha disposto l'autopsia. Non solo, c'è un 45enne infermiere indagato per omicidio colposo. A me è arrivata una relazione da parte del primario dove veniva messo in evidenza una somministrazione differente rispetto ai protocolli e pertanto ho ritenuto opportuno, come si fa in questi casi, di fare una segnalazione alla procura. È stata la segnalazione del primario della medicina dell'ospedale di Feltre a spingere la procura di Belluno a voler far chiarezza sulla morte di padre Luigi Bassetto, 80 anni, originario di Roncade. Il religioso lo scorso 5 giugno era stato ricoverato all'ospedale Santa Maria del Prato a causa di problemi cardiaci di cui soffriva da tempo. 2 settimane più tardi, 19 giugno, il decesso. Era già stata fissata la data dei funerali che si sarebbero dovuti celebrare questa mattina nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Treviso, dove padre Luigi era stato parroco per 10 anni. Ma alla luce della relazione dell'USL1 Dolomiti, la procura ha deciso di sospendere le esequie in attesa che venga eseguita l'autopsia. L'incarico sarà conferito lunedì mattina all'anatomopatologo Antonello Cirnelli. E questa segnalazione alla procura si parla di una dose di morfina 10 volte eccedente la quantità che sarebbe dovuta essere stata somministrata? È tutto agli atti, non vorrei dire altre cose perché ritengo corretto che la giustizia faccia il suo corso. Intanto è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo un infermiere dell'ospedale feltrino. È prematuro trarre qualunque conclusione, lasciamo che la procura faccia il suo lavoro, spiega la dottoressa Marconato. Quali sono i vostri prossimi passi? Con la sospensione dell'infermiere, come si fa in questi casi. Intanto i fedeli attendono di poter dunque dare l'ultimo saluto a padre Luigi Bassetto, che oggi viene ricordato da chi lo ha conosciuto per il suo amore e la sua grande umanità nei confronti degli altri. Il ricordo bello è ha creduto nell'amore. L'amore ha caratterizzato la vita di padre Luigi Bassetto, quell'amore che dispensava a chi lo conosceva, l'amore che aiutava a far crescere durante gli incontri prematrimoniali e che poi celebrava nei matrimoni, tante le coppie unite nella chiesa di Santa Maria Maggiore. È appena terminato la celebrazione di un matrimonio. Ecco, pensare a padre Luigi e i matrimoni, voglio dire, viene automatico. Nato a Roncade nel 1944, padre Luigi dell'Ordine dei Padri Stomaschi era stato parroco di Madonna Granda dal 2000 al 2010, tornatovi poi nel 2018, anni durante i quali aveva lasciato la sua impronta di uomo di chiesa, ma soprattutto la sua profonda umanità, la capacità di dire sempre la parola giusta, di regalare quel suo sorriso dolce a chi ne aveva più bisogno. Un uomo che ha saputo accompagnare le nostre persone anche nelle loro fragilità, nelle loro, come dire, nelle loro complessità di vita, in modo forte. Ma Treviso è stata solo una delle tante tappe percorse da padre Luigi durante la sua vita, che lo aveva portato a prestare servizio come superiore in diverse case e istituti dei padri somaschi, a Quero, a Bellinzona, a Como, a Somasca, a Milano. Nel 2019, a causa di un ictus, era stato costretto ad abbandonare l'incarico pastorale. Il 9 aprile 2021 padre Luigi aveva celebrato il 50° di sacerdozio nella chiesa del castello di Quero, casa dei padri somaschi. La sua morte ha lasciato un
profondo dolore tra i fedeli che lo hanno conosciuto e che vogliono ricordarlo anche così. Era una persona, modo dire, anche molto spiritosa, aveva sempre le battute pronte al momento giusto, ma fatte con intelligenza, fatte con lo spirito così di un sano umorismo che abbelliscono la vita. Il funerale già fissato è stato rimandato su richiesta della Procura di Belluno in attesa dell'autopsia. Una volta eseguita sarà possibile per tutti dare a padre Luigi l'ultimo saluto nella sua chiesa a Santa Maria Maggiore. È impressionante come anche l'altra sera che abbiamo recitato il rosario, la chiesa era piena. E prevedo una moltitudine di persone che saranno presenti per le esequie, ma sono tutte persone che hanno avuto un contatto personale con lui, che hanno ricevuto e sono stati sostenuti proprio dalla sua parola. Dal giallo per la morte di padre Luigi Bassetto al femminicidio di Giulia Cecchettin. Ha ucciso Giulia guardandola negli occhi, ha detto Filippo Turetta al PM che lo aveva interrogato nel dicembre scorso dopo la diffusione dei verbali, la reazione di papà Gino. Restiamo concentrati sul processo, vogliamo giustizia per Giulia. Arriva un processo complicato e delicato a metà luglio e noi preferiamo concentrarci su questo. Ci interessa solo l'accertamento della verità, che sia fatta giustizia per la dolce Giulia. Parla per nome e per conto di papà Gino Cecchettin l'avvocato Stefano Tigani a poche ore dalla diffusione attraverso la trasmissione Quarto Grado del contenuto dei verbali relativi all'unico interrogatorio sostenuto in carcere fino a oggi da Filippo Turetta. Tra le pagine anche i dettagli della mattanza con l'ultima coltellata inferta sull'occhio di Giulia. Turetta davanti al PM torna su quella sera maledetta dell'11 novembre, lo shopping e la cena alla Nave de Vero e poi il viaggio in auto fino al parcheggio vicino alla casa di Giulia a Vigonovo. È qui che il 22enne consegna alla ragazza un regalo, il pupazzo di una scimmietta mostriciattolo. Con sé nello zaino ci sono altri regali come quel volumetto, anche i mostri si lavano i denti, trovato poi vicino al cadavere di Giulia, appassionata di fumetti. Ma i mostri, quelli veri in questa storia, stanno altrove e si scatenano quando la ragazza non accetta la scimmietta, dicendo a Turetta di essere troppo dipendente, troppo appiccicoso. Giulia, riferisce sempre il 22enne, voleva andare avanti e si stava sentendo con un altro ragazzo. Filippo a questo punto urla, dice che non è giusto, che ha bisogno di lei, che altrimenti si sarebbe suicidato. Da lì la situazione precipita, Giulia scende dall'auto ma viene raggiunta, cade e sbatte la testa, il ragazzo estrae un primo coltello e la riporta in auto strattonandola. Poi l'altra tappa in zona industriale a Fossò, Filippo ha con sé dello scotch, vuole tapparle la bocca, anche qui la ragazza trova il modo di divincolarsi e scappare. Cosa stai facendo? Sei pazzo, lasciami andare, avrebbe detto Giulia. Il 22enne tira fuori un secondo coltello, non c'è pietà. Mi ricordo che era rivolta all'insù verso di me, l'ho uccisa guardandola negli occhi, si proteggeva con le braccia. Giulia era come se non ci fosse più, l'ho caricata sui sedili posteriori e siamo partiti. Avevo i vestiti sporchi del suo sangue. La missione del 22enne, che poi si sbarazzerà del corpo della Cecchettina Barcis per proseguire la sua fuga verso la Germania. Dice di aver tentato il suicidio Turetta, di aver usato un sacchetto e di essersi stordito con la sambuca, come effetto solo il vomito. Racconta poi di aver riacceso il telefono e di essersi rassegnato a non suicidarsi vedendo l'appello dei genitori. Nell'interrogatorio Turetta fa intendere di aver agito d'impeto, coltelli, denaro, cibo li teneva sempre con sé, pure lo scotch sarebbe servito per attaccare il papiro di Giulia, che di lì a 5 giorni si sarebbe dovuta laureare. Questa è la versione di Filippo Turetta quando mancano poche settimane all'udienza preliminare fissata per il 15 e 18 luglio. È a queste date che guarda la famiglia Cecchettin. È un momento molto delicato perché è proprio la fase del filtro che poi porterà al processo e davvero già questo sottrae concentrazione, energie importanti che è bene mantenere lucide. Restiamo con la cronaca. Lunedì alle 15:30 presso la chiesa parrocchiale di Pezzan di Carbonera il funerali di Walter Merlo, il pensionato 68enne originario di Breda di Piave, ex carrozziere e manutentore della MOM, vittima di un tragico incidente stradale avvenuto qualche giorno fa mentre si trovava in moto in Austria in gita con un gruppo di amici. Per causa ancora al vaglio delle forze dell'ordine austriache, ha perso il controllo della sua moto e si è scontrato con un'auto che proveniva nel senso opposto di marcia. Dunque i funerali alle 15:30 di lunedì nella chiesa parrocchiale di Pezzan di Carbonera.
Prima di passare alla politica vi faccio vedere queste immagini dalla pagina Facebook di Meteo Bassano Pedemontana del Grappa. Era annunciato un peggioramento delle condizioni del tempo in queste ore. Vi facciamo vedere queste immagini che appunto vengono dalla pagina Facebook di Pedemontana del Grappa. Siamo in zona Pederobba, temporali in formazione tra Pedemontana Trevigiana e fascia prealpina, pioggia forte, grandine e raffiche di vento in corso. Questo capita a Pederobba in questi minuti. Questo video della pagina Facebook, no, continuiamo a vederlo, grazie. Quindi vedete la grandine che si sta abbattendo nella zona, e dicevamo questa è la zona di Pederobba. Ci segnalano anche alcuni rami in strada sempre nella zona di Pederobba. Non ci sono forti criticità, ma il tempo, come vedete, il maltempo si sta abbattendo nella fascia pedemontana e prealpina come previsto. Adesso la politica. Domani lunedì si vota per il turno di ballottaggio in 16 comuni del Veneto. Nella Marca protagonista la sfida di Vittorio Veneto, una sfida che racconteremo in diretta dalle 13:30 di lunedì con la nostra maratona elettorale. A 2 settimane dal primo turno, in 16 comuni veneti sopra i 15.000 abitanti, i cittadini sono chiamati nuovamente alle urne per i ballottaggi. Rispetto a 15 giorni fa, quando la concomitanza con le elezioni europee aveva portato gli elettori ai seggi sabato e domenica, stavolta si torna ai tradizionali giorni di domenica e lunedì. Domani urne aperte dalle 7 alle 23, il giorno seguente dalle 7 alle 15. Una volta terminate le operazioni di voto inizierà subito lo spoglio. C'è un unico capoluogo di provincia coinvolto in questa tornata elettorale. Si tratta di Rovigo, ma occhi puntati anche su Vittorio Veneto nella Marca trevigiana, su Portogruaro, Spinea, Scorzeno, Ale per la provincia di Venezia. In quella berica si attende l'esito delle sfide di Bassano del Grappa, Valdagno, Schio e Montecchio Maggiore. Per quanto riguarda il Padovano si vota a Selvazzano Dentro, Rubano e Monselice. Infine per la provincia veronese lunedì sera si conosceranno i nuovi sindaci di Pescantina, Legnago e San Bonifacio. E naturalmente, come sempre, Antena 3 seguirà la partita dei ballottaggi con una lunga diretta. Inizieremo alle 13:30 con ospiti in studio e collegamenti con i nostri inviati. Poi alle 15, alla chiusura delle urne, seguiremo minuto dopo minuto lo spoglio, fino all'elezione dei sindaci che guideranno questi comuni per i prossimi 5 anni. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in diretta con il telegiornale di Treviso. Dunque andiamo proprio nel capoluogo a Treviso per tornare a parlare del dibattito sul Park Vittoria. Si è riacceso in questi giorni, in queste settimane, e c'è un dossier di Italia Nostra inviato al Ministero per i Beni Culturali. Io ho tanti cittadini, anche di centrodestra, che mi dicono che sono contrari. Ho qualcuno che si prenota per un bunker sottoterra perché dice che con la guerra nucleare che si prospetta potrebbe essere utile. Miscela ironia ad un chiaro messaggio politico al sindaco Conte, l'ingegner Scarpa, esponente trevigiano di Italia Nostra, ma soprattutto strenuo difensore di Treviso. E in questa veste non ha nessuna intenzione di abbassare la guardia sulla realizzazione del Park Vittoria, partecipando attivamente al dossier che l'associazione trevigiana ha inviato direttamente a Roma. Abbiamo prima mandato a gennaio il dossier alla soprintendenza a Venezia. In seconda battuta, ad aprile, un dossier più corposo al Ministero, alla direzione generale del Ministero, sempre in soprintendenza, e per conoscenza ovviamente è stato inviato anche al comune di Treviso. Ecco, questo dossier da chi è composto? Allora, intanto questo dossier è stato firmato, oltre che dalla sottoscritta, anche dalla nostra Presidente nazionale Antonella Caroli, e dal presidente regionale Italia Nostra, l'architetto Adriano Marchini, ed è un dossier scritto a più mani, quindi dalla sottoscritta, dall'ingegner Scarpa, abbiamo un intervento di Eugenio Manzato e degli archeologi Marco Vianello e Maria Elisabetta Gerardinger. Nomi trevigianissimi, quindi, segno che questa realizzazione spacca la comunità, oltre che fisicamente un pezzo importante della città. È un'opera fuori tempo, il parcheggio vero è fuori terra, vicino alla stazione, e come
come pure è un errore aver chiuso il Miani, perché se qui venissero tolti i parcheggi in centro e dati i parcheggi magari anche a bassissimo prezzo con dei collegamenti in bike sharing ai residenti, io che sono residente in centro parcheggerei al Miani. Quindi critiche ma anche controproposte da Italia Nostra, che sta pensando anche ad una clamorosa manifestazione per informare fisicamente i cittadini. Perché voi temete che questo intervento crei dei danni irreparabili? Può creare dei danni irreparabili agli edifici vincolati che si affacciano sulla piazza, al monumento ai caduti e soprattutto la cancellazione integrale e irreversibile della stratificazione archeologica sottostante il monumento, che ad oggi non è stata ancora completamente letta. Come dire, insomma, si cancella un pezzo di storia? Si cancella un pezzo di storia, assolutamente sì, e non ce lo possiamo permettere. Da Piazza Vittoria a Piazza Pio X, che oggi si è trasformata in Piazza della Solidarietà con un pranzo particolare. Sono Lucia, ma è vero che stanno aumentando i poveri di origine italiana? Sì, sono anche di origine italiana, sì. Sono molto giovani e penso che neanche non vanno a scuola. Questi ragazzi che vengono lasciano la scuola. Suor Lucia è una delle religiose che ogni giorno sfamano i poveri della città, che se un tempo erano stranieri disadattati, oggi sono in prevalenza italiani, ma anche tanti trevigiani, entrati in una spirale discendente tra denaro e affetti. Da Treviso anche, Treviso, dei paesi dintorno, che adesso non ricordo, però vi ho detto Napoli, vengono Sardegna perfino, mi vengono la Sicilia. Che sono venuti qui e hanno perso il lavoro? No, perché hanno perso il lavoro, perché magari si sono litigati con quei genitori, anche qui a Treviso lavorava, dopo non ha più voluto lavorare e allora sua mamma magari ha avuto qualcosa con la mamma e va via. Insospettabili che girano con l'unico vestito buono di giorno per non sfigurare, ma poi alla sera non sanno più dove andare. E dove dormono? Per strada, in stazione oppure in qualche parte. A loro oggi è stata dedicata Piazza Pio X, ribattezzata della Solidarietà. Un via vai continuo per un pranzo solidale è diventato oramai un appuntamento fisso di inizio estate. Ancora una volta la solidarietà vince qua. Sì, esattamente, vince proprio. Sono felice perché per un giorno sono uguali agli altri, mangiano, ridono e scherzano e questo mi rende tanto felice. Per almeno un giorno di darle una tranquillità. Tra i tavoli storie di vita in salita, tra errori, tentativi di riscatto, fallimenti che nel tempo li hanno portati ai margini della società. Io vivo male. Come vive? Qual è la sua? Io vivo in dormitorio e ringrazio Dio che ce l'ho. Perché se no non avessi quello io non saprei dove andare a dormire. Sarei un povero disgraziato, abbandonato a se stesso. E per lei questa giornata, questo pranzo solidale cosa significa? Bello, è una cosa molto giusta perché dà da mangiare a gente che ne ha bisogno. Una piazza della solidarietà che questa sera si riempirà di gente per uno spiedo alpino legato ad una raccolta fondi destinata ad un gruppo di medici e infermieri di chirurgie pediatriche. Ma cosa fanno questi medici? Questi medici, questi infermieri impiegano le loro ferie, quindi in maniera volontaria, per andare nelle zone più disagiate del mondo e per cercare di salvare vite dei bambini soprattutto. Sarà il patriarca di Venezia, Monsignor Moraglia, a presiedere i funerali del vescovo emerito di Treviso, Agostino Gardin, scomparso all'età di 80 anni ieri pomeriggio nella casa del clero di Treviso. Ecco come annunciavamo il suo arrivo a Treviso il 7 febbraio del 2010. Una giornata importante per la città. Il 7 febbraio si insedia ufficialmente Monsignor Gianfranco Agostino Gardin, nuovo vescovo di Treviso. La diocesi, ma tutta la comunità religiosa si sta preparando a questo importante momento. Il vescovo partirà dalla Basilica del Santo perché Padova è stato il suo ultimo periodo di permanenza in Veneto come direttore del Messaggero di Sant'Antonio. Era il 2010 quando Agostino Gardin di San Paolo di Piave diventava vescovo di Treviso, un ministero durato fino al 2019 quando arrivò il suo successore, Monsignor Michele Tomasi. Da quel giorno il vescovo emerito si ritirò dalla vita attiva, sostenendo quando occorreva però l'attività della diocesi e dal 2022 visse nella casa del clero, dove affrontò la progressiva fragilità del corpo, fino a ieri pomeriggio alle 16, quando dopo aver compiuto 80 anni è tornato nella casa del padre.
Un ministero discreto il suo, per certi versi profondamente diverso dal suo predecessore, Monsignor Andrea Bruno Mazzocato, più vicino alla visione conventuale e ascetica, ma anche profondamente teologica, che l'ha visto nel corso degli anni impegnato nell'approfondimento delle Sacre Scritture. Uno studio poi applicato al quotidiano, come nella riflessione sulla giustizia sociale come messaggio pasquale di 12 anni fa. Riflettendo seriamente su come si deve mettere in atto una autentica giustizia, perché questa è una grande, direi, esigenza anche della Pasqua, che porta il messaggio della fraternità. C'è speranza per tutti se c'è nello stesso tempo attenzione a che tutti davvero possano usufruire dei beni della terra, di tutto ciò che le risorse umane possono mettere a disposizione. Riflessioni più che mai attuali per un vescovo che ha consegnato alla storia trevigiana la visione di un cristianesimo meditativo, messaggio decisamente controcorrente in un tempo di superficialità e dell'io e adesso, ma anche di un impegno maggiore dei sacerdoti nei confronti della Chiesa e delle comunità. I sacerdoti sono molto in difficoltà e non teniamo conto che il numero dei sacerdoti, come è noto, è in calo e quindi devono farsi carico di un lavoro pastorale che è superiore rispetto a quanto avveniva nel passato. Le esequie del vescovo Cardin si terranno venerdì alle 10:30 in cattedrale. Presiederà la funzione il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moradia. Un altro addio a Treviso oggi è quello di Ovidio Gobbo, per tutti Ovidio della Gigia, a Santa Maria del Sile. Ci sono delle persone che restano lì nella nostra vita, come è stato per Ovidio, e anche Ovidio è restato lì con quelle persone, no? Noi possiamo conoscere un sacco di gente, e certo per il suo lavoro Ovidio ha conosciuto un sacco di gente, ma poi quali sono quelli che contano, quelli che ti tengono su, quelli su cui tu puoi contare. E Ovidio Gobbo, osta della Gigia, era una persona su cui contare. A testimoniarlo gli oltre 100 volti presenti oggi nella chiesa di Santa Maria del Sile, che l'hanno voluto salutare per l'ultima volta. Una chiesa e un quartiere non casuali, come ha ricordato il celebrante, Don Giovanni Kirchner. E lui era nato qui e siamo tornati qui con lui alla sua origine, no? Alle case Luzzati di via Sabottino, quindi un posto, ecco, non proprio di signori, ecco, ma di gente semplice che era finita là per tante strade, tanti motivi diversi, no? Ad ascoltarlo la famiglia, ma anche il socio di una vita che ha condiviso la disperazione per un'attività andata in fumo e poi la scelta di rilevare una delle osterie simbolo di Treviso. Chi lo conosceva bene non si immaginava che fosse uno fatto per fare l'oste, per stare in mezzo alla gente, per parlare con tutti. Eppure ecco questa svolta non voluta, che sembrava una disgrazia, in parte lo era, ha come tirato fuori una parte di lui, delle qualità che non si sapeva che lui avesse, forse neanche lui stesso sapeva di averle. E allora la lezione che ci ha lasciato Ovidio, ha sottolineato il parroco, è che non dobbiamo pensare di essere padroni del nostro destino, ma dobbiamo imparare ad adattarci ai cambiamenti. Di non intestardirci a volere la vita come noi la desideriamo, la progettiamo, la decidiamo, ma di starci in quello che capita, anche se a volte non è esattamente quello che volevamo. Al termine delle esequie la salma di Ovidio Gobbo ha lasciato la chiesa e il suo quartiere, avviandosi verso la cremazione. Giovani, giovanissimi ragazzi a lezioni di protezione civile dagli alpini, una giornata particolare a Povegliano. Una giornata per imparare sul campo come opera la protezione civile in caso di un'emergenza, che si tratti di un'alluvione, di un terremoto o di una ricerca di persona scomparsa. Una lezione particolare, quella vissuta da 130 ragazzi tra i 18 e i 25 anni impegnati nel servizio civile. Iniziativa voluta dall'Associazione Comuni Marca Trevigiana in collaborazione con CSV, Confcooperative e l'Ufficio Scolastico di Treviso. Quanto appreso sul campo potranno in futuro portarlo nei propri comuni in caso di necessità. Per loro è un'attività estremamente utile e importante nel momento in cui andranno poi a lavorare nei comuni.
quindi c'è chi anche potrà lavorare su questa tematica avendo quindi già una base. Divisi in gruppi, i ragazzi hanno imparato come si organizza un campo di protezione civile, come si gestiscono le attrezzature, come si monta una tenda, ma anche come operano le unità cinofile. Adesso andremo sulle macerie, sulle piattaforme e inizieranno a vedere come lavorano i cani in caso di ricerca macerie. Sono stati poi impegnati nella ricerca a pettine di una persona scomparsa. In una giornata cerchiamo di dare il più possibile notizie, cos'è un'emergenza e su quale tematica andranno a operare. Ma oltre alle informazioni logistiche, i volontari della Protezione Civile ANA di Treviso hanno trasmesso ai ragazzi anche quanto loro stessi hanno imparato nelle tante emergenze affrontate, da Vaia al Covid alle alluvioni in Emilia-Romagna. Ogni emergenza ha una cosa a sé, una storia a sé e ti lascia sempre qualcosa dentro di nuovo. Qual è il messaggio che gli trasmettete anche dal punto di vista proprio umano nell'affrontare queste emergenze? Ma il messaggio che noi dobbiamo fare è che entrando in protezione civile è proprio lo spirito del volontario, cioè il dare senza chiedere niente. Noi cerchiamo ai ragazzi, questi ragazzi giovani, il tempo libero di donare agli altri, perché noi doniamo il tempo. È stato rinviato al 7 luglio l'evento con i 2 concerti del solstizio previsti all'alba di domani mattina sul Monte Grappa. Questo era il manifesto che annunciava l'evento rinviato al 7 di luglio. Il maltempo infatti previsto per questa sera l'abbiamo già visto in azione nella zona pedemontana e nella zona di Pederobba. Ha imposto agli organizzatori di spostare l'esibizione la prima domenica di luglio. Non si esibirà dunque il quartetto d'archi Le Corde dal Mondo, inizialmente previsto prima a Malgapizze nel costone di Alano di Piave e poi a Malgamure nello splendido scenario del Pian della Bala. Incontro tra musica, ambiente e prodotti tipici delle Malghe, rinviato dunque di 15 giorni al prossimo 7 luglio, sempre lungo il massiccio del Grappa. E c'è proprio il maltempo in primo piano nella pagina di Belluno che adesso si apre. Maltempo che ieri ha colpito, nella nottata, ha colpito la parte alta della provincia di Belluno, provocando alcune frane e cadute di alberi. I danni maggiori a San Tommaso a Gordino, dove è stato scoperchiato il tetto di una casa. Sembrava Vaia, è quello che hanno riferito alcuni cittadini della Gordino dopo la tempesta che si è abbattuta sulle zone settentrionali della provincia di Belluno nella serata di ieri. Diversi disagi, tra cui il tetto completamente scoperchiato di una casa in località Piaia, comune di San Tommaso a Gordino. Da tutto il giorno i vigili del fuoco sono al lavoro con 5 operatori e 2 mezzi di soccorso per la rimozione delle macerie e la messa in sicurezza dell'edificio, che è una seconda casa e quindi non ha generato emergenze abitative. Il vento soffiava 180 km/h, riferiscono dall'amministrazione comunale, ed infatti si sono registrate cadute di alberi e fenomeni franosi che hanno portato alcuni grossi macigni a lambire la sede della carreggiata della strada di accesso al comune di San Tommaso. Un altro episodio franoso si è registrato lungo la strada provinciale della Val Fiorentina, dove alcuni massi di grosse dimensioni hanno invaso la sede stradale, per fortuna anche in questo caso senza conseguenze. Il bollettino diramato ieri pomeriggio dalla Protezione Civile della Regione del Veneto aveva allertato la popolazione con un'allerta arancione per fenomeni temporaleschi provenienti da est, una perturbazione che ha schivato la Val Belluna e ha virato verso nord, impegnando i comuni più alti del bellunese. Costretti a vivere in auto dopo essere stati sfrattati, la vicenda coinvolge 2 anziani 73enne residenti al Livinallongo del Col di Lana, per i quali si sta cercando urgentemente una soluzione abitativa. Sono entrambi 73enni, 2 anziani residenti nel comune di Livinallongo del Col di Lana, sfrattati dalla propria abitazione e costretti a dormire in auto con il loro cane, 2 gatti, gli uccellini e senza la prospettiva di una locazione. Ma andiamo con ordine. È il 2018 quando una ditta del settore edile presenta un ricorso monitorio ai danni dei coniugi Battisti per la mancata riscossione del pagamento di lavori di pavimentazione della loro casa di Arabba. Mancano 3.900 euro che i 2 pensionati non intendono pagare, in quanto, riferiscono,
I lavori non sono stati effettuati a regola d'arte e si è ricorsi ad una seconda impresa per il completamento, il che supporrebbe quantomeno una negoziazione del prezzo. Parte l'iter di recupero della somma assieme a 2 ulteriori creditori verso la coppia di anziani, che sono entrambi percettori della pensione minima, che non gli permette di far fronte alle spese. Qui l'errore dei 2 coniugi, che non si affidano ad alcun legale per fare opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento fino al punto di non ritorno, rappresentato dal pignoramento della loro casa e la conseguente vendita all'asta, che viene subito finalizzata. I 2 si affidano all'avvocato Alain Dotta, che l'11 giugno invia un'istanza urgente al Tribunale di Belluno per richiedere che ai 2 anziani sia liquidata almeno una parte del credito spettante dalla vendita dell'immobile al netto dei debiti, ma non riceve alcuna risposta. Ad oggi non abbiamo ricevuto riscontro da parte del Tribunale per una richiesta o di un'ulteriore proroga, perché la richiesta è stata avanzata comunque con anticipo rispetto allo sfratto dei signori, né un riscontro per un pagamento anticipato. Sicuramente darebbe la possibilità di depositare una caparra per avviare un contratto di locazione. Il 19 giugno la scadenza dell'ultima proroga e i 2 coniugi rimangono alcuni giorni in mezzo alla strada. Si intravede una possibilità, un bando del comune di Gosaldo per la concessione di una casetta della Croce Rossa che i coniugi riescono ad aggiudicarsi. Una volta raggiunta, questa si presenta però vandalizzata e in pessime condizioni, oltre che priva dei servizi essenziali come letti, doccia, riscaldamento. L'avvocato prova a mediare per una convenzione economica per la ristrutturazione, ma il comune non ne vuole sapere e assegna la casa ai successivi in graduatoria. Oggi i coniugi Battisti sono ospitati fino al 30 giugno in un appartamento in locazione alla Valle Agordina. L'auspicio è che con l'aiuto dei servizi sociali, del comune o dei privati si possa trovare una soluzione abitativa definitiva. Abbiamo avuto molta risposta nel momento in cui abbiamo bussato alle porte di associazioni o comunque anche la presente amministrazione del comune di Livenallongo. Non abbiamo però un risultato che sia soddisfacente, nel senso che una soluzione concreta al problema non è ancora stata portata avanti. Allora, l'ultimo servizio per questa edizione, grazie per averci seguito, arrivederci.